Ritorno molto volentieri nel mio Friuli e anzi dirò quello che è il mio stato d'animo. Appena arrivo pressappoco nelle vicinanze di Portogruaro, passato la Livenza, eccetera, di solito io in macchina leggo sempre, se non riposo, perché io non guido, non ho macchine ed è sempre qualche amico che mi porta, perciò approfitto per leggere. E appena arrivo nella imminenza, nella vicinanza del Friuli, non riesco più a leggere, ho bisogno di guardare, guardo. E spesso, soprattutto nel passato, venivo nel Friuli per pulirmi gli occhi, per vedere le cose belle della mia terra. Fiume del mio Friuli, povero fiume vasto di ghiaia, ove appena qualche incavo di acque accoglieva nell'estate i nostri bianchi corpi di fanciulli, simile a un selvaggio battistero. Ma più amato ancora è l'altro fiume che dentro mi attraversa, fiume di sicure acque lustrali, dalle cui rive attendo, o Padre, che la tua voce mi chiami e dica: «Oh figlio». È questo il mio Giordano, fiume del mio esilio e della mia sete più vera, fiume percorso da segrete acque come il fiume della mia infanzia. E se da un fiume d'infiniti desideri e pianti del cuore una vita può sentirsi fiorire, allora anche di me si canti come d'un albero alto piantato sul fiume. Questa è un po' la lirica qui, è una lirica che ho fatto proprio nel cimitero, dopo che ho visitato la tomba di mio padre e mia madre, anzi sulla tomba di mia madre mi sono messo lì a scrivere, era un giorno piuttosto d'inverno, c'era la bora che fischiava da Trieste, era tutta solitudine, deserto, io tuttavia mi sono sentito come ispirato e qui ho cantato e ricordato appunto la mia vita e ricordato il modo i nostri costumi, quando a casa si diceva il rosario e poi i vecchi aggiungevano sempre a quel rosario un requiem per gli emigranti morti, un requiem per i soldati morti, un requiem per i dispersi morti, un requiem per i nonni morti. Io naturalmente ero un ragazzo e mi sentivo questa infanzia invasa da questi ricordi di morti che camminavano, e poi ricordavo quelle rare volte che venivo in paese e celebravo e magari mi facevano anche predicare e mia madre sempre all'ultimo banco che si curvava con la fronte fino a terra quasi vergognandosi di me che stavo lì a parlare dall'altare perché noi eravamo gli ultimi del paese, i più poveri e mia madre mi diceva sempre che sarebbe stato bene che non fossi partito perché noi siamo troppo poveri ed erano cose troppo grandi per noi. Così mi insegnava mia madre. Bene, mentre lei ormai era sottoterra lì, io mi sono messo un giorno a cantare proprio sulla sua tomba questa lirica che adesso vi leggo e dedico a Sedegliano. La dedico a Sedegliano perché voglio ricordare il mio capoluogo. Non più un uomo, appunto, e non solo il mio paese, ma tutti i paesi della terra. Dunque, ma ora che sei morta, o madre, io so le volte che mi hai generato, in silenzio non vista da alcuno. Quando nato appena a farti male iniziai a rompere con sassi il gioco sulla piazza, tu mi rimettevi dentro il seno a concepirmi ancora. Bello mi volevi uguale al figlio di Maria. E quando dalla casa dura vicenda e la tavola vuota di pane spingeva i fratelli ad andare o la madre li mieteva indifesi per povertà inaudita, noi nuovi chiodi, noi tutti e Dio insieme conficcavamo le tue mani, sì che esile ormai da tanti anni pendevi ai nostri occhi. Tu per questo non piangevi,
Un pianto invece ti straziava quando il freddo e la fame ci rendeva astiosi e con canne di gran turco e vincastre di palude ci dovevi scaldare la poca minestra e la casa nera di fuligine, una casa senza vetri aperta alle nevi o la bora che galoppava dal mare. Per questo tu piangevi se la sera non dicevamo le preghiere con tutti i morti del paese che allora tornavano per l'orto e circondavano il focolare la mensa o sedevano alle scale. Quanti morti, generazioni intere e tutti ancora emigranti o soldati caduti chissà dove per una terra che li ha sempre respinti e solo allora tornavano in pace. Oh, quanti di loro hanno invaso la mia infanzia da riconoscerli ancora pure se antichi e la mia vita farsi già in quegli anni un carico miracoloso di secoli. Allora io ultimo rimasto a casa dovevo riassumerli quando mi portavi sotto l'altare della consolazione nella chiesa vuota. Così, o madre, non più un uomo hai partorito. Ormai non solo i tuoi figli sono, ma tutto il popolo. E tu vestita a festa e sempre all'ultimo banco, io da lassù ti vedo quando allargo sulla gente le braccia, tu ancora continui a generarmi in perfetta verginità e pianto. Questo è il mio stato d'animo con cui vengo in Friuli. Naturalmente qui, da qui potete immaginare quella che è la mia impressione nel vedere magari mutate le cose. E purtroppo non sempre sono mutate in meglio, questo lo devo dire, perché ormai ho tutta una mia esperienza e anche la possibilità di verifiche. Per esempio già qui potrebbero molti di voi, molta della gente potrebbe ricordare il mio film Gli Ultimi e quindi potrebbe pensare come io immaginavo il mio Friuli, anche se quel documento era appena una prima parte di una trilogia che poi non ho potuto svolgere, eccetera. E quindi, comunque è da lì che può uno e chiunque, anzi, derivare i miei giudizi attuali, le mie impressioni. Ecco. Vorrei ancora riprendere su che cosa ritengo che siano avvenuti i mutamenti nella mia gente, nel mio Friuli. E prima di tutto io accetto che il mutamento, non posso mica non accettare la vita, non posso mica non accettare la storia che cammina, anzi la storia non si ripete mai. Questo è un punto fondamentale. Quindi non mi meraviglio, cioè, di trovare nuove cose, ecco, questo è importante. Anzi, non mi auguro neppure che i giovani, la generazione di oggi, per esempio, passi le fatiche e i sudori e la miseria di un tempo. Non voglio assolutamente questo. Io non, voglio vedere se il mio Friuli esiste ancora, questo è l'importante. Ecco, e allora tutti i miglioramenti non credo che si debbano, tutti i cambiamenti, ecco, lasciamo stare, la parola miglioramento è già un giudizio, il cambiamento è una pura verifica, ecco. Non so che se deve essere fatto a spese, per esempio, di tradizioni nobilissime, antiche. Basti pensare a quello che è era il rapporto antico tra natura, ambiente e uomo del nostro Friuli. C'è ancora questo, ecco. Per esempio quella seria, nobile edilizia contadina. Oggi poi tutto diventa non so, tutto è, come si dice, intonacato, è scomparso il clap del tiliment proprio, non c'è più la grande corte. Vabbè, ormai capisco che è finita la civiltà agraria e non per niente io ho intitolato Gli Ultimi il mio film, in quanto li consideravo gli ultimi di una civiltà che scompariva. Questo è vero. Ecco, l'importante è sapere a che prezzo è scomparso questo. Ecco, questo è, per esempio, prendiamo il nostro paesaggio, lo stesso anche lo stesso Coderno.
Oggi tra Meretto e Coderno, per esempio, intorno lì, non so, è come un deserto, è una cosa spaventosa da uno che ha i miei ricordi, la mia memoria. Non c'è più una pianta, c'è proprio tutto questo spiazzo, se d'inverno mi somiglia a una landa proprio abbandonata, e d'estate vedo questi battaglioni di mais che mi assediano, mi sembra di essere come una specie di uomo perduto in mezzo a queste campagne di grano turco che mi aggrediscono da tutte le parti. Cioè, non c'è più un argine, non c'è più una pianta che ti rompe la monotonia non c'è più il roncai, non dico quello che mi viene in mente adesso. Tutto per che cosa? Ecco, in cambio di che cosa? Questo paesaggio stupendo, che era poi così familiare, così colloquiale, adesso invece ti sembri quasi come un perduto. E questo per dire soltanto alcune cose, ecco. Beh, sono cose direi quasi esteriori, ma ci sono le cose interiori, e le cose che più contano, le tradizioni. Io per esempio una delle cose che faccio sempre quando arrivo nel mio paese, una delle prime cose che vado a vedere il cimitero. Per poter continuare il colloquio con i miei antenati, insomma così, e mi sembra, anzi ritorno via molto sereno, molto caricato, perché appunto è come una specie di tuffo nella storia e nella vita, insomma, ed è il cimitero. Vi posso leggere una salmodia che io ho fatto per la gente del mio Friuli, e che potete trovare anche nel Troy di Mindusis, un libro dedicato a momenti di religiosità popolare, ecco, in Friuli. E così ho cantato e penso che sia la sintesi di quanto meglio vorrei dirvi in una occasione come questa. Mia gente, ritorna alla fonte segreta, donde traevi la prodigiosa forza a misurarti con la sorte, e umile volontà ti soccorreva a non cedere, e orgoglio ti rendeva leggendaria, nell'inaudita fatica ancora germoglino le nodose radici, e insieme alle corti in mezzo ai campi risorga dalle macerie la tua nobile anima, ora che altra morte più amara ti minaccia. Una diga innalza di affetti e ricordi a queste monoculture d'America. Il tesoro difendi della tua dignitosa povertà degli avi, e la memoria sia il tuo blasone, memoria dei tuoi vespri domenicali, quando una festosa umanità inondava villaggi e campagne, ora che invece serpenti di macchine pure te assediano da tutte le strade, e pure te seduce questo furioso fascino del nulla. E non un segno ormai traspare di gioia dalle tue sagre, e di droga figli anche tuoi, o mio Friuli, appassiscono dalle serene contrade. Tu che eri, Friuli, il paese raro della meglio gioventù, mio Friuli, ritorna ad essere la terra che il mondo con invidia amava, l'Eden che dalla capitale devastata il tuo poeta sognava, un Eden finalmente raggiunto dopo la inevitabile morte. Ecco, qui credo che sia un riassunto, una sintesi, è un messaggio che vi vorrei proprio affidare, lo vorrei affidare soprattutto alle nuove generazioni, perché credo che non ci sarebbero tanti altri rimedi, basterebbe la memoria, basterebbe la storia. Ecco, ho l'impressione, ho la paura, che la generazione attuale, e intendo parlare di tutta la generazione attuale, non soltanto della gente del mio Friuli, è una generazione astorica, è senza memoria. E chi è senza memoria è senza futuro. Nella salmodia che vi ho letto
a parte le cose molto semplici, eccetera, quando parlo di monoculture d'America, non intendo soltanto il mais o la soia, intendo anche le monoculture spirituali interne, interiori, perché intendo anche la Dynasty, Dallas, il Capitol, intendo tutta questo fiumane di ciarpame, di cascame che ti arriva di là dell'Atlantico, e noi siamo lì a nutrirci proprio di truccioli e di ghiande. Insomma. Queste sono le monoculture culturali, intendo, tra virgolette, e scusate il bisticcio. E quando parlo del mio Friuli, che ritorni ad essere la terra che il mondo con invidia amava, era quello che volevo dire proprio anche pensando agli emigranti e a quello che è stato fino al terremoto nel ricordo di tutto il mondo, il nostro Friuli proprio. E vorrei, non so oggi se dovesse venire un altro terremoto, se il mondo ancora potrebbe commuoversi come si era commosso allora. E quando dico e canto dell'Eden che dalla capitale devastata il tuo poeta sognava, alludo proprio a Pasolini, perché Pasolini che sognava il Friuli come un Eden, finalmente raggiunto, e perciò è partito dal Friuli e voleva tornare in Friuli come di fatto da morto è tornato, ecco, finalmente raggiunto dopo l'inevitabile morte, eccetera. È un Friuli che è raggiunto soltanto dopo morto, e non vorrei che fosse morto anche con lui lo stesso Friuli. Io non ho mai sognato di avere casa, io sono senza casa. E ho detto al sindaco che non voglio niente. E invece è stata donata la casa. E il merito è di Aldo Marigo, perché noi non avevamo più casa, i miei erano tutti via. E adesso l'ho ritrovata intatta dopo 50 anni, come se fosse appena uscito mio padre e mia madre da quella casa. E lasciamo il pianto che mi sgorgò sulle mani dopo i 50 e più anni che non vi entravo. Qui, dalla mia casa almeno, può dirsi, è stata bandita. Ancora infatti l'umile porta, ancora quella la finestra, a camino per il fumo che a nembi si addensava contro il soffitto, e tu, come allora, dentro la nuvola. Pai, già dall'alba e fino a sera, era a dissodare i duri campi in affitto o a falciare prati per altri. Più densa intorno agli stipiti, la caligine colava pure in giorni di vento secco, e le fessure nell'impiantito di sopra e le crepe sui muri e sul solaio. No, qui nessun vento soffiava sui divani, qui né tempo né morte avevano più nulla da rapire o rodere. Mancava solo il poco rame, unico oggetto lucente oltre, madre, i tuoi occhi sempre umidi sul minuscolo lavello. Mancavamo noi, volati via come uccelli, non più tornati al nido. Sola variante, la corte fattasi più deserta. Non fosse che le case ora, come dopo una peste, siano tutte intonacate di calce, direi: morte, non esisti. E là tu stai, sudore plebis, mia casa, a sassi di fiume, lacrime raggrumate da secoli. E lei, dalla piccola finestra a salutarmi. Mandi frutti, mentre riprendo la strada.